Il distretto 108YB Sicilia del Lions International Club annuncia la nomina di Emanuele Farrugia a presidente del Comitato Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 per l'anno lionistico 24-25. La nomina è stata conferita dal governatore del distretto Mario Palmiciano. Il governatore Palmiciano ha espresso la sua soddisfazione per la nomina di Emanuele Farrugia, dichiarando: «È con grande piacere che comunico la nomina di Emanuele Farrugia a presidente del Comitato Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, in virtù delle sue qualità personali, del suo impegno verso i valori della nostra associazione. Sono certo che ricoprirà questo ruolo con dedizione e competenza. Il Lions Club si fonda su principi di servizio, solidarietà e amicizia. Nel suo nuovo ruolo, l'agrigentino Emanuele Farrugia avrà il compito di coordinare le attività del comitato, promuovere l'importanza del lavoro di squadra e incarnare il motto dell'associazione: rispetto, armonia e sorriso». Il governatore Palmiciano ha concluso il suo messaggio con un augurio speciale: «Sono certo che con il contributo di Emanuele Farrugia l'associazione Lions continuerà a crescere e a servire la comunità con rinnovato vigore. Gli auguro pertanto un anno leonistico ricco di soddisfazioni e di successi».